Seconda parte di Agricoltura Veneta, qui tra Tomba e Grappa, per raccontarvi la vita in malga. Vi stiamo raccontando non solo i problemi legati proprio alla produzione, all'allevamento, ma stiamo raccontando anche i problemi di viabilità e anche problemi, diciamo, di biodiversità. E siamo con Mariano Toscan, che è del CAI di Feltre. Buongiorno. Voi siete qui con la falce perché? Perché dobbiamo tagliare questa pianta qua, che è il verato, è una pianta invasiva, anche tossica, quindi non è molto gradita dal bestiame, che quindi lo lasciano da parte. Quindi con l'abbandono delle malghe degli anni scorsi, il verato ha invaso gran parte per fortuna in Grappa non è dappertutto, però dove ci sono i pascoli è una pianta che crea grossi problemi. E quindi l'unica maniera per estirparla è questa attività? Bisogna tagliarlo per almeno 3 anni, in modo da fiaccare la pianta. Poi le mucche pian piano lo tengono anche un po' sotto controllo, diciamo. Non mangiano lo stelo con i semi, però le foglioline le mangiano. Quindi se noi interveniamo prima che la pianta cresca, poi è un po' tenuto sotto controllo. L'importante è farlo per almeno 3-4 anni e poi che magari i malgari lo tengano un po' sotto controllo. Ecco che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sì, ma perché proprio con la falce? Perché abbiamo visto che è il mezzo, diciamo, più efficace, il più antico ma il più moderno. Ecco, le cose semplici a volte sono sempre le migliori, perché è molto efficace e meno faticoso del decespugliatore. Ma voi venite da Feltre perché avete già l'esperienza dalla vostra parte? A Feltre, le zone per esempio del Campon d'Avena oppure le Prealpi Trevigiane, dove c'è queste bellissime fioriture di narciso, purtroppo anche là il verato, con l'abbandono dei pascoli, anche là sta invadendo anche i prati a narciso e sta ammazzando il narciso. Là però non possiamo usare la falce, perché sennò se tagliamo il verato tagliamo anche il narciso. E quindi cosa fate? Quindi una pianta alla volta. A mano? Una pianta alla volta a mano. Senti, ma quanta passione ci vuole per la montagna? Passione e amore per la montagna. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. La settimana scorsa avevamo trattato l'argomento dei prodotti per le vostre piante, peoci, bolla. Vi ricordate che avevamo fatto sapone di Marsiglia oppure quelli Quiseto. Un consiglio: quando trattate fate attenzione che non ci sia vento, che le foglie siano asciutte, quindi nelle ore, diciamo, tardo pomeriggio. Se c'è un po' di aria mettetevi contro aria in modo che non vi arrivi addosso. Qui c'è un pesco che ha ancora un po' di bolla. L'importante è non fargli la doccia, nebulizzare, quindi spruzzare, si regola, eccola, vedete? Che sia proprio una nebbiolina. Altro trattamento lo facciamo per gli afidi, in questo caso le rose. Qui dentro c'è la famosa miscela tra sapone di Marsiglia e acqua. Chiaramente questo qui regola lo spruzzo. Se volete più lungo perché non ci arrivate, vedete che spara più lungo. Se siete vicini invece girate e nebulizzate, eccolo qua. Il prodotto si può dare anche per prevenire, non è mica detto che si debba dare per forza se ci sono gli afidi. E andiamo a irrorare. Non serve lavarli, in genere gli afidi attaccano proprio nei boccioli piccoli. Quindi riepilogando, i trattamenti dateli sempre verso sera, quando le foglie sono asciutte e ci sia poco vento. Li date anche per prevenire, non quando sono già attaccati dal parassita. E soprattutto negli alberi da frutto cercate di fare i trattamenti dopo la fioritura. Lasciate stare il periodo di fioritura in modo che diamo tempo alle api di andare a impollinare e anche loro nutrirsi. E se le maltrattiamo le api, signori miei, ciao bambini. E come sempre mi raccomando, fate un buon lavoro. E in questo inizio di stagione per le malghe del Grappa ci siamo spostati al Cason del Sol e siamo con Antonio Basso. Da quanti anni lei è in questa malga? Beh, da sempre. Chi viene qui? Ci sono tanti giovani perché vanno anche a camminare, stanno apprezzando la montagna. È bello da vedere, insomma. A quanto vi ha penalizzato la chiusura della strada delle gallerie? Tanto perché la gente parte da giù, fa il giro, va negli agriturismi, mangia e dopo va a Cima a Grappa. È una via di comunicazione molto
Molto importante. E voi siete molto importanti qui perché siete il presidio di questo territorio, che altrimenti senza la vostra presenza il bosco andrebbe avanti, diventerebbe un problema idrogeologico. L'anno scorso ho sfalciato delle piantine piccole di faggio e quest'anno sono ripartite ancora. Quindi se non ci siete voi qui il bosco si mangia tutto. Sì, difatti diciamo che in 30, 40, 50 anni, quando c'era mio padre, si è raddoppiato il bosco. Assunta scelta d'amore o di convenienza? 40 anni ogni anno su per di qua. D'amore, caro mio, d'amore, solo per quello. Ma è tanto difficile vivere qui. È difficile, però che se l'amore proprio per la montagna, per tutto quello che porta a montagna. Io pensavo all'amore per il marito. Anche per primo. Voi riuscite a trasmetterlo ai vostri figli, questa passione? Sì, anche ai giovani, soprattutto ai giovani. Ce ne sono tantissimi gli ultimi anni qua che frequentano la montagna, vogliono sapere, sono interessati. Insomma, la nostra montagna, grazie alle nuove generazioni, continuerà a vivere. Sì, certamente, e anche le prossime, perché i nipotini hanno la stessa passione. Incominciano a dire: nonno, dai che andiamo a Past, nonno, dai che dobbiamo mandare sulle mucche. C'è la passione c'è. E con questo ottimismo adesso lasciamo la linea al nostro Renzo Gatto. Iniziamo quest'oggi con la Genziana lutea. È una pianta originaria dell'Europa centrale e meridionale, alta circa 1,40 m, ha delle bellissime infiorescenze gialle e ci interessa però perché le sostanze amare contenute nella radice della genziana sono le sostanze più amare che si conoscono in natura. Queste sostanze hanno la capacità di stimolare le papille gustative, per cui abbiamo una salivazione e per via riflessa la stimolazione anche di succhi gastrici, per cui possiamo utilizzarla come digestivo se lo prendiamo dopo pasto, ma possiamo utilizzarlo nelle forme di inappetenza e per stimolare l'appetito se lo prendiamo prima del pasto. E allora vi suggerisco una tisana, un infuso fatto con la semplice genziana, per cui prendiamo 1,5 g-2 di radice, la bene contusa, la mettiamo in acqua, la facciamo anche bollire 1 minuto, non di più. Poi lasciamo riposare, filtriamo e di questa 150 ml d'acqua che abbiamo messo ne beviamo una tazza al bisogno. Ripeto, possiamo berla prima del pasto per stimolare l'appetito o una mezz'oretta dopo il pasto per digestivo. Se invece abbiamo dei problemi digestivi con un po' di flatulenza, ecco un'altra tisana. Prendiamo il 40% di angelica, radice, 30% di genziana radice e un 30% di frutti di Carum carvi, il famoso Kümmel che si utilizza in Sud Tirolo. Frantumiamo il tutto, mettiamo in 150 ml d'acqua, facciamo bollire anche qui per 1 minuto, non di più, dopodiché lasciamo riposare, filtriamo. Ecco, di questa possiamo berne una tazza dopo il pasto proprio come digestivo e anche in caso di flatulenza. Un'avvertenza molto importante: la radice di genziana va esclusivamente acquistata in parafarmacia, farmacia, erboristeria, dove volete, ma non raccolta, per 2 ordini di motivi. Il primo è che è una pianta protetta, perché è a rischio estinzione, per cui è assolutamente vietato raccoglierla. Ma forse ancora più importante è che se non si ha un occhio molto esperto è facilmente confondibile con il veratro, che è una pianta tossica mortale. E quando si viene sul Grappa non si può non fare un salto alla Malga all'Archesetta da Gianni Zanotto. Lei questo monte, questa montagna la conosce benissimo perché la vive da sempre. Sì, è dal 65 che io vivo qua in Malga Archesetta, però prima di venire qua venivo a Malga Archeson, quella malga che è a metà costa è diroccata, e prima ancora, quando era bambino, 4-5 anni, ero in Barbaghera, sarebbe a fianco del Monte Palon. Dal suo punto di vista si vede il cambiamento climatico qui in montagna? Sì, si vede, però ricordandosi bene, anche una volta succedeva queste cose.
Solo che adesso con la storia dei rettangolini, Perché i rettangolini? Cosa sono i rettangolini? i rettangolini, i telefonini, ed è tutto amplificato. Secondo me è una forma anche di terrorismo. I cambiamenti ci sono stati anche una volta, c'erano anche una volta. Io mi ricordo anche tanti anni fa quando ero nell'agricoltura vera e propria e vedevo cosa che succedeva, la grandine, il vento, le piogge. È così difficile adesso vivere qui sulle Maighe? Sembra che ci sia una certa richiesta di ritornare, ma non so, attualmente io la classifico un po' bla bla bla. E per far tornare la gente in montagna cosa bisognerebbe fare? Cioè, bisogna dare un minimo di servizio, E cos'è che serve qua? Cioè, la corrente elettrica. E visto che siamo ormai nella tecnologia, la telefonia. Quanto importante è per voi che vengano riaperte quelle gallerie? Cioè, è importante per il passaggio delle persone, perché tanta gente che parte magari da zona della Val Suana o d'altrove, da Bassano, è abituato ormai ad andare a Cima Grappa o via per Campocroce, parcheggiare al piano della Bala e a piedi fare il passeggiata, il famoso 152 o altri sentieri, insomma, ma il famoso 152 è quello del ponte tibetano. Grazie, adesso zampettando. Sono Diego Cattarossi, medico veterinario specializzato in animali esotici. Oggi vi parlerò dei gechi. I gechi sono dei rettili, quindi degli animali a sangue freddo. Sono animali crepuscolari, si muovono solitamente la sera, alle prime ore del mattino, e hanno la bizzarra abitudine di stare attorno alle fonti di luce. Questo perché la fonte di luce attira naturalmente degli insetti dei quali loro si nutrono. Vi sono diverse specie. Qui con noi abbiamo un geco leopardino, Eublepharis macularius. È un geco che non è presente in Italia, viene dall'Afghanistan, dal Pakistan e quindi viene allevato nella terraristica ornamentale come animale da compagnia. Come tale non deve mai essere immesso nell'ambiente e deve essere gestito in dei terrari un po' come quelli che vediamo alle nostre spalle, dove sia possibile controllare l'umidità, la temperatura e tenerlo con noi confinato. In Italia abbiamo dei gechi del genere Tarentola che fino a qualche anno fa erano presenti solamente nel sud Italia e nelle zone insulari. Ora col cambio climatico li troviamo anche in nord Italia. Nel momento in cui dovessimo trovare, soprattutto alla sera, vicino all'illuminazione esterna delle nostre case dei gechi, è molto importante non toccarli e tenere ben presente che essendo fauna selvatica è legalmente vietato tenerli in casa, in cattività. Qualora invece dovessimo assisterlo perché ad esempio si è ferito, perché lo vedessimo in condizioni di disagio, allora potremmo metterlo in una semplicissima scatoletta di cartone, tenerlo in un ambiente relativamente caldo e nutrirlo con degli insetti, perché i gechi mangiano un sacco di insetti, anche quelli dannosi, anche le zanzare. Sono molto utili. Sullo sfondo Crespano del Grappa, Pieve del Grappa, e siamo tornati con Claudio Sartor. Abbiamo fatto questo giro. Cosa raccontare ai malgari, ma soprattutto ai tanti trevigiani che quest'estate si aspettano di poter vivere il Grappa? La provincia negli anni è stata depotenziata, per cui sotto certe forme non riusciamo più a muoverci come era in passato. Sicuramente i servizi cerchiamo di dargli, investimenti sulle strade provinciali che ricadono sul Grappa sono costanti, quindi un aiuto soprattutto a chi opera nel Grappa c'è sotto almeno questo profilo. Poi c'è comunque un'attività anche importante fatta dall'IPA locale che comunque ha cercato negli anni di valorizzare tutto questo territorio, non ultimo quello che è stata anche la promozione attraverso il riconoscimento del Mambo UNESCO per questi territori, che non è una cosa da poco. L'IPA, la provincia, la regione sicuramente sta investendo molto nel turismo lento che promuova anche il Monte Grappa.
Certo bisogna crederci, però è evidente che in più in alto bisogna fare ancora di più, cioè bisogna snellire tante procedure e permettere alla gente che effettivamente di poter restare qua. Perché credo che sia difficile. È una cosa che sfugge, no? Chi viene qua fino alle 5 di sera, magari a fare una passeggiata, certe cose sfuggono, bisognerebbe andare dentro le maglie, vedere come vivono e quanti sacrifici bisogna fare per stare qua. Grazie, adesso, visto che piove, sentiamo le previsioni. Un anticiclone che stenta, ha molte difficoltà ad affermarsi su di noi, sta favorendo condizioni di instabilità più o meno forte, ma comunque non quel tempo stabile che ci aspetteremo in questo periodo. Vedete dalla carta del tempo, è evidente la cosa. L'alta pressione principale è localizzata col suo centro sull'estremo nord dell'Europa, con un valore di 1030 hectopascal, un valore molto alto, quindi perdurerà questa situazione. E proprio da quella posizione fa discendere, fa scorrere aria fresca instabile da nord-est verso sud-ovest. Ecco, forma queste linee di instabilità, aria fresca che si scontra con aria più calda, sta facendo abbastanza caldo in pianura da noi, ma anche sulle Alpi. Lo scontro di queste due masse d'aria danno questi temporali, questa instabilità ricorrente. Altra anomalia, vedete sulle Azzorre, sull'Atlantico, lì dovrebbe esserci in questo periodo l'anticiclone delle Azzorre, che è il vero artefice dell'estate, troviamo invece un'altra depressione. Ecco, tutte queste situazioni creano l'instabilità di cui parlavamo. Quindi prevediamo un po' su tutte le nostre zone una variabilità, un miglioramento dei rasserenamenti e finalmente un intervallo domenica di tempo soleggiato, di bel tempo. Per lunedì e martedì ancora stabilità, però c'è da mettere sempre in bilancio il tardo pomeriggio, quando c'è molto riscaldamento, arriva l'impulso un po' più fresco e potremo avere dei fenomeni temporaleschi, dei piovaschi, ripeto, più frequenti, certamente più frequenti e più diffusi a ridosso dei rilievi e sui rilievi stessi. Dalla seconda parte della prossima settimana invece avremo ancora un'instabilità più accentuata. I venti saranno deboli con qualche rinforzo dai quadranti orientali, le temperature in pianura 16, 17, 20 gradi le minime, quindi piuttosto alte, le massime 25-27 gradi, anche se per domenica il tempo soleggiato, il cielo sereno, porterà una temperatura a 30 gradi e forse a oltre. L'Alto Adriatico è previsto quasi calmo o poco mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo lungo il sentiero qui delle Meate con Bruno Bernardi. Allora, questa montagna, ma soprattutto queste maghe devono essere aiutate per mantenersi qui. È assolutamente obbligatorio che ci sia un aiuto da parte delle istituzioni e da parte anche dei consumatori, con visita in malga, con partecipazione, con acquisto di prodotti della malga. In questa maniera riusciamo a mantenere vive queste maghe e questo territorio. Voi lo state già facendo con Aprolav, con il Casus Veneti, con le iniziative di formaggi in malga, cioè cercate di fare la promozione che serve a portare la gente qui. Noi siamo partiti 27 anni fa a Malgamure con la prima mostra e la prima rassegna di formaggi Mollaco e Bastardo del Grappa, e quindi ogni anno abbiamo cercato di incrementare e di far conoscere questo prodotto che adesso è conosciuto, possiamo dire, anche a livello nazionale, e questo è importante e interessante. Dobbiamo però ancora continuare attraverso altre manifestazioni, Casus, un mare di latte e formaggi nelle spiagge eccetera, questo per far sempre presente ai consumatori che esistiamo, che esistono le maghe e che esistono queste persone che si dedicano con professionalità, con passione e con tanto amore in questi posti. Per ultimo, l'appuntamento di quest'anno con Formaggi in Maga, quando è? La rassegna di Formaggi in Maga quest'anno l'abbiamo anticipata perché da 3 anni la prima domenica di agosto pioveva, la facciamo l'ultima di luglio, speriamo che piova tanto anche quest'anno. E speriamo anche che l'ultima di luglio sia anche in contemporanea con l'apertura di queste benedette gallerie. Ma questo sarebbe un grande successo non solamente per la viabilità ma per tutto quanto l'indotto che fa presente e fa partecipe le maghe nel nostro territorio. Grazie Bruno Bernardi, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Essendo la seconda puntata del mese, adesso noi ci andiamo a vedere un trattore storico e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, sono Piero Meneghetti, sono qua a Casella d'Aslo, vi presento il nostro Sametto di famiglia, una macchina storica di mio padre, comprata 58 anni fa, costava 1 milione, l'ora costava 1 milione, 2 anni di stipendio.
questo fa 26 cavalli, corrisponde a 6 vacche, che avevamo 6 vacche, e faceva lavoro di 6 vacche. Noi Sametto non lo operavamo per arare, però per trainare, fare tutti i lavori con l'aratro a mano, per il girello, per l'esteon, che aveva preso la forza perché serviva per macinare per le bestie, per i maiali. Questo trattore lo teniamo per un ricordo di nostro padre, tutte le fatiche che ha fatto a comprarlo, fatica che ha fatto per lavorare, e resta sempre un grande ricordo per tutta la nostra famiglia. Fin quando viviamo ci ricordiamo sempre delle fatiche e del lavoro che ha fatto. Questo del 1964 e ancora funziona bene, e primo colpo va in moto. Adesso vi faccio vedere il motore. Un diesel a 4 tempi del Sametto, della Same. 4 tempi, 2 cilindri. Finisco con un proverbio. Qua a Casea si dice che a San Piero e Sarese fa il puliero. Il puliero sarebbe il verme, e ora va a mangiare prima, mi ciapo il trattore e va a mangiarmi. Ciao a tutti, vi saluto.